Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, ci siamo anche per questo lunedì, targato 23 novembre 2020 con Replay. Parleremo di quello che è successo naturalmente in Serie B con la vittoria del Cosenza a Frosinone per 2-0, la prima vittoria del Cosenza appunto in terra laziale. Parleremo poi anche del Crotone, naturalmente di questa sconfitta, la sesta sconfitta su 8 gare giocate, 2 punti per il Crotone che resta ai noi in basso alla classifica appunto nei bassi fondi. Poi parleremo anche di quello che è successo in Serie B, cosa ha detto questa giornata, e lo faremo con Andrea Agostinelli, che è l'opinionista di Rai Sport, che ha seguito appunto come seconda voce la partita allo Stirpe di Frosinone. Parleremo naturalmente della sconfitta della Reggina, la terza sconfitta consecutiva per la formazione di Mimmo Toscano. Ieri ha perso per 2-1, vinceva 1-0 contro il Pisa e poi il Pisa nei minuti finali, in ben 7 minuti, è riuscita appunto prima a pareggiare e poi a ribaltare il risultato. Buon pomeriggio Stella Battaglia! Buon pomeriggio a te Franco, grazie per aver informato i telespettatori di tutte le partite che abbiamo avuto nella settimana precedente. Allora, gentili telespettatori, vi do il benvenuto al nostro appuntamento del lunedì con il calcio delle calabresi. Buon inizio settimana a tutti voi. Si alza il sipario per una nuova puntata di Replay, ma questa volta senza sconfitta per il Cosenza. È una vittoria portata in casa grazie alla forza dei calciatori e anche allo schieramento messo in campo appunto dal mister Occhiuzzi. Allora, finisce, come ha detto già Franco, 2-0 a Frosinone a favore dei Lupi, con 2 tiri in porta di Mirko Carretta. Ne approfitto per fare i miei più sinceri auguri al calciatore che oggi compie 30 anni. Auguri Mirko da parte di tutto lo staff di Teleeuropa Network. Ma entriamo subito nel vivo della trasmissione presentando i nostri ospiti in studio. Un benvenuto particolare chiaramente qui in studio a Walter Leone, giornalista di Gazzetta dello Sport. Grazie, ben trovato. Grazie a te Walter. E al nostro Tommaso Napoli, allenatore. Grazie per aver accettato il nostro invito, Tommaso. Grazie a voi, grazie a voi. Entriamo quindi subito nel vivo del programma anche richiedendo alla regia i risultati e la classifica di Serie B. E allora, se siamo pronti possiamo partire con questi risultati della classifica, poi entriamo in argomento. Puoi andare Stella a leggerli? Eccoci qui. Allora, risultati di Serie B. Ascoli, Virtus Entella 1-1, Brescia Venezia 2-2, Cittadella Empoli 2-2, Frosinone Cosenza 0-2, Lecce Reggiana 7-1, Pordenone Monza 1-1, Regina Pisa 1-2, Salernitana Cremonese in posticipo, Spalla Pescara 2-0, Vicenza Chievo rinviata per via del Covid. Sì, del Covid che per i giocatori della Allora, andiamo a vedere un attimo se abbiamo la Andiamo a vedere la classifica generale, eccola qua, Enzo Leonetti, lo ringraziamo in regia, ringraziamo anche Michele Napo. Allora, abbiamo al comando Empoli con 15 punti, a seguire Lecce Spal 15, perdonatemi, sì. Empoli 17, Lecce Spal 15, Salernitana, Chievo, Venezia 14 punti, Frosinone 13, Cittadella 11, Monza 10, Brescia Pordenone 9, Cosenza 8, Pisa, Reggiana, Reggina 7 punti, a seguire Vicenza 6, Ascoli, Virtus Entella 5, Pescara 4, chiude la classifica Cremonese con 3 punti. La parola a te Franco. Sì, grazie Stella. Allora facciamo un primo giro, prima di metterci in contatto con appunto Andrea Agostinelli, partiamo subito da Walter. Walter, la prima vittoria è arrivata del Cosenza in quel di Frosinone dove non aveva mai vinto, dicevo. Che gara è stata? Che Cosenza hai visto? Allora, chiaramente il risultato nel calcio modifica sempre il giudizio un po' e gli umori, non è una cosa che mi sono inventato io, ma è da quando esiste il calcio, per cui chiaramente intanto quando si vince è sempre importante, soprattutto perché si arrivava da 2 sconfitte consecutive, è stata la prima vittoria in campionato. Per cui, proprio in virtù di quello che dicevo prima, grazie a questa vittoria si può guardare al futuro con maggiore serenità. Una vittoria meritata, una vittoria dove il Cosenza ancora una volta ha ribadito quella che è la sua identità come squadra, ma è una cosa che avevamo
già avuto modo di sottolineare in passato, è cresciuta soprattutto sotto l'aspetto della mentalità, che è una cosa molto importante, perché io ritengo che nell'azione del secondo gol ci sia racchiusa proprio la mentalità della squadra. Tu stai vincendo e c'è un esterno che va a pressare alto perché il pallone lo recupera Corsi, lo serve a Baez e da lì poi l'assist per Carretta. Questo significa che è una squadra che comunque va e se la gioca, che è stato un po' quello che ha caratterizzato il campionato del post-lockdown, una squadra che magari in quel momento non aveva nulla da perdere, per cui poteva giocare più con la mente libera. Adesso invece si è calata in questa realtà e devo dire che ne è venuta fuori alla grande, perché era importante vincere, nonostante poi siano emersi sempre alcuni dei limiti di questa squadra. Ne parliamo dopo, grazie per questo primo intervento. Vuoi ricordare, Stella, il Sì, numero voglio ricordare WhatsApp? di poter interagire con noi in diretta attraverso il nostro numero WhatsApp 345 921 12 21. Allora Tommaso, io ti chiedo scusa perché abbiamo Andrea Agostinelli al telefono, che è opinionista di Rai Sport. Buon pomeriggio Andrea, grazie per essere con noi qui a Teleuropa Replay, grazie. Buon pomeriggio a voi. Allora, stavamo commentando con Walter Leone della Gazzetta dello Sport e con mister Tommaso Napoli questa prima vittoria del Cosenza in campionato, la prima che il Cosenza ha ottenuto addirittura allo stirpe di Frosinone in tanti anni, diciamo, di vari campionati. Che Cosenza hai visto e che Cosenza hai commentato dal vivo, Andrea? Ma allora, devo dire che intanto il successo è stato assolutamente meritato. A me è piaciuto molto questo Cosenza perché non solo in questa partita, ma è il Cosenza che mi sta piacendo da diversi mesi, da quando c'è stata questa salvezza incredibile che nessuno ci avrebbe scommesso un soldo a un certo punto del campionato, dello scorso campionato. Sì. Ma quello che mi è piaciuto è stato soprattutto la mentalità che ha questa squadra. Allora, io credo che questa mentalità sia nata lo scorso anno quando c'è stato l'entrata del nuovo allenatore Occhiuzzi, che a un certo punto credo che sia per mentalità sua, ma anche perché tanto giochiamoci l'ultima carta della disperazione, ha cominciato ad andare su tutti i campi a giocarsi con molta serenità ogni tipo di partita, con strafottenza tra virgolette giusta, e non la deve perdere, perché questo che ho visto a Frosinone è l'inizio di un altro ottimo campionato se continuerà con questa mentalità, per quello che penso io. quindi se continuerà con questa mentalità, diceva Walter Leone, Andrea Agostinelli potrà andare avanti. Qualcuno, per cercare il pelo nell'uovo, ha parlato di un Cosenza con un tridente, come dire, col falso 9, ma manca secondo te l'assenzio della situazione, il Rivière della situazione rispetto allo scorso anno, Andrea? Beh, ma questo diciamo che dà ancora più meriti a questa squadra, che sono andati via questi due attaccanti bravi. Ma il problema non è tanto nell'attaccante singolo, il problema è che io ogni volta che vedo il Cosenza attaccare, andare sugli esterni, mettere un cross o rifinire, ci sono sempre 3, 4, 5 giocatori che seguono l'azione in zona gol. E questa è una mentalità che tu puoi anche giocare con solo una punta, per esempio, Sì. ma l'importante è che tanti giocatori si riversano negli ultimi 30 metri della squadra avversaria, e questo il Cosenza lo fa molto bene. Sentiamo il collega Walter Leone della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio. Allora, no, volevo chiederti un tuo giudizio invece sulla prestazione di Balulì, questo ragazzo ventenne, di Balulì, il centrocampista. Balulì. Sì. Beh, è piaciuto centrocampista ventenne che oltre a qualità tecniche mi pare che abbia dimostrato anche una forte personalità. Allora, ne ho parlato anche durante la telecronaca, mi è piaciuto molto, al di là dell'età che comunque è una cosa molto importante, quello che mi è piaciuto è che è un giocatore che sì ti può fare il trequartista dietro le due punte, ma può essere anche un centrocampista aggiunto, perché è bravo anche nella seconda fase, cioè quella di non possesso. Quindi è il classico trequartista di oggi, Sì. che non è necessariamente un numero 10 che fa i dribbling, che fa il tunnel, che fa tutte queste piroette come una volta, ma è il classico trequartista che se lo mette a fare il centrocampista lo riesce a fare. Un po' il vero trequartista di questo periodo è proprio questo, no? Voi pensate a Barella, pensate a tanti altri che ci sono, che sono centrocampisti ma possono fare gli incursori, perché il calcio di oggi ti richiede questo. Quindi
Mi è piaciuto tantissimo. I tempi di inserimento di Sciaudone, secondo me, sono quelli che vanno tenuti in debita considerazione. Beh, Sciaudone nella sua lunghissima carriera ha sempre dimostrato di essere, ecco, uno di questi giocatori, uno di questi centrocampisti che si trova sempre in zona gol al momento giusto, e questa è una grande qualità che ogni allenatore vorrebbe avere nella propria squadra. Senti Andrea, parliamo un attimo della Reggina, terza sconfitta consecutiva, ieri ho visto anch'io la partita, vinceva 1-0 con un gol di Situm, poi è rimasto con l'uomo in meno, senza Krisetic, poi prima ha pareggiato la squadra di D'Angelo, appunto il Pisa, e poi ha vinto in 6-7 minuti e è riuscito a ribaltare il risultato. Beh sì, devo dire che è stata una beffa, perché negli ultimi minuti subire il pareggio e la sconfitta, ma certamente non è un periodo molto positivo, perché è vero che tu sei in 10 uomini, però basta ricordare il derby dove il Cosenza era andato dopo mezz'ora in 10 uomini e ha tenuto botta fino alla fine, anche con un pizzico di fortuna e le grandi parate del portiere. Beh sì, è una sconfitta che brucia, perché quando tu a 10 minuti dalla fine vinci 1-0 dici a male che va la pareggio, e invece Sì, così, sì. niente, si deve rimboccare le maniche, deve sapere che il campionato di B è un campionato che un giorno stai su e un giorno stai giù, perché è lunghissimo, è estenuante, e poi mai dimenticare che comunque la Reggina è sempre una neopromossa, anche se ha fatto un mercato con nomi altisonanti, ma insomma voglio dire, per me adesso è un periodo così, ma come ho visto io la Reggina dal vivo, ti assicuro che mi è sembrata un'ottima squadra, anche condotta molto bene. Grazie, grazie ad Andrea Agostinelli, a risentirci, buon lavoro Andrea. Grazie. Buon lavoro anche a voi. Grazie, grazie. E allora Tommaso, veniamo a te perché finalmente ti possiamo dare la parola. Hai sentito quello che ha detto Walter prima, quello che ha detto Andrea Agostinelli, che appunto è stata la seconda voce della gara di Rai Sport di Frosinone Cosenza. Tu che cosa vuoi dire? Da allenatore, tu che squadra hai visto, se la pensi come Agostinelli? Sì, sì, dove già lui elogiava gli 11 di Roberto, dove parlava già anche nei commenti della mentalità, dove mi ricollego anche al discorso di Walter, che penso che è proprio lì la vittoria, quello di andare ad aggredirli alti, quelli di non, anche sull'1-0 di non rintanarsi, quello di non far partire l'azione da dietro ai giocatori del Frosinone, che non dimentichiamo che è una squadra costruita per vincere il campionato, e non gli ha dato la possibilità, se no forse avranno tirato in porta 3-4 volte, ma una volta forse in maniera pulita, le altre 3 in maniera così un po' inventate lì al momento, ma non proprio da giocate. Ed è stata la prima vittoria del Cosenza in campionato, così come lo scorso anno, a Cittadella all'ottava, quest'anno all'ottava. Viene nel momento giusto, perché dopo 2 sconfitte, dove magari forse si poteva anche evitare una di queste 2 sconfitte, viene una vittoria così importante in un campo difficile come Frosinone. Lascia stare che magari il Cosenza non ci aveva mai vinto, però viene in un momento topico della stagione, secondo me ai giocatori, a questi ragazzi, ma anche allo stesso staff tecnico, quella mentalità giusta, e soprattutto qualcosa che ti fa fare quel salto in questo campionato difficile. Il discorso della famosa molla, dello scatto, quell'autostima, la fiducia in se che stesso. non guasta mai, soprattutto in questi Stella, abbiamo qualche messaggio? Stanno cominciando ad interagire, perché poi andiamo a vedere il servizio che ha confezionato Anna Franchino per noi. Direi che abbiamo oggi alle 15:23 abbiamo una marea di messaggi. Vai, sentiamo. Allora, vediamo un po'. Grande il mister Rocchiuzzi, a tutti i lupi nostri. Finalmente si è visto Vera, condizione psicofisica al top ed eccellente pressing. Speriamo che l'attacco si sia sbloccato e continui come a Frosinone. Baloulier deve giocare sempre. Poi vabbè, fanno gli auguri a Carretta, dopodiché potete chiedere ad Agostinelli. Facciamo rispondere a Tommaso. Ok, Tommaso, cosa ne pensi sulla vicenda della vittoria a tavolino della Salernitana contro una Reggiana falcidiata dal Covid? Questo è un qualcosa che in questo momento anche gli addetti ai lavori non riescono a capire, perché se c'è per dire, tanti ragazzi che all'interno di una squadra viene dimezzata, voglio dire, la squadra, è giusto che si fa ripetere,
si posticipa quella che è la Però gara. Tommaso, scusami, posso farti una domanda? Poi la voglio porre pure. I verdetti vanno dati pure a Walter. No, sai perché? Potrebbe essere stato creato un precedente, perché alla Reggiana praticamente non è stato dato il punto di penalizzazione, mentre al Napoli in Serie A con la Juve è sempre il giudice sportivo ha dato praticamente il punto di penalizzazione, oltre al 3-0 a tavolino. Però, presentazione, sì, questo in ogni caso lì intanto c'è difformità tra i tre. È quello che volevo. In Serie A il Napoli si era giocato la carta ASL, ecco perché il punto di penalizzazione. In Serie B c'hai questa sola opportunità per poter dire oggi non gioco, mentre in Serie C fanno quello che vogliono, se è una squadra non hai giocatori. Quindi secondo me qui la federazione dovrebbe intervenire, cioè è come se in Serie A per il calcio di rigore ci fosse una regola, poi in B un'altra e in C un'altra ancora. Quindi c'è difformità. Ci vuole uniformità. Ecco perché dicevo anche gli stessi addetti ai lavori non sanno cosa devono fare e come vengono interpretate queste. Vero. Sulla Reggiana poi Franco il -1 è stato motivato per il fatto che comunque non aveva a disposizione, all'epoca c'erano 30 tesserati, non arrivava al numero minimo chiesto dalla Lega, che erano stati contagiati dal Covid. Allora Stella, se c'è qualche altro messaggio, se no andiamo a vedere subito la partita. Ok, va bene, leggo un altro messaggio. Prego. Complimenti ad Occhiuzzi che ha dimostrato tutto il suo valore, ma a mio giudizio manca una punta centrale che si faccia valere in area sulle palle alte. Standing ovation per Occhiuzzi e per i suoi ragazzi. Detto ciò, vorrei porre una domanda. Ho visto Baez arrivare poco lucido alla conclusione. Sono convinto che per esaltarne le sue doti lui abbia bisogno di un centrale offensivo di riferimento con cui dialogare. Un elemento del genere lo abbiamo in organico. Oppure si aspetterà il mercato? E allora andiamo a vedere prima gli highlights e poi facciamo rispondere sia a Walter che a Tommaso Nappi. Possiamo partire, Enzo Leonetti, grazie. Io e la squadra, tutta la famiglia Cosenza, vogliamo dedicare questa vittoria a Raffaele, un ragazzo che oggi è scomparso. Un abbraccio alla sua famiglia e quindi da parte mia e della squadra c'è un grosso pensiero a lui. È dedicata a Raffaele Aiello, il giovane che è venuto a mancare ieri mattina, la prima vittoria stagionale del Cosenza che spugna il Benito Stirpe e porta a casa 3 punti vitali dopo 2 KO consecutivi. I silani, al cospetto della formazione di Alessandro Nesta, non sfigurano, anzi, sin dai primi minuti di gioco mostrano carattere e voglia di vincere, così già al pronti via Vera e compagni tirano fuori le unghie. Poi il destro di Balolì impegna Bardi, costretto al tuffo per deviare in corner. Il Frosinone perde Tabanelli, costretto a lasciare il campo, ma è Ciano al 21esimo a mettere i brividi con un tiro da calcio piazzato. Prima del riposo la combinazione Baez-Sciaudone con la conclusione di DS16 viene respinta in angolo da Bardi e sempre lui in uscita è provvidenziale sul tiro in scivolata di Sciaudone. L'ultimo acuto del primo tempo è affidato a Rodien che si invola in contropiede, entra in aria ma calcia male. Nella ripresa la musica cambia e dopo soli 2 giri di lancette arriva la doccia fredda per i padroni di casa. Garretta in spaccata insacca un pallone vagante nell'area piccola e sblocca il risultato. Un minuto dopo il Cosenza ha l'occasione per raddoppiare, ma Baez a tu per tu con Bardi fallisce il gol del 2-0. I lupi sono arrembanti e i ciociari faticano a contenere le folate dei calabresi. Al 13esimo Baez impegna severamente Bardi con un destro a giro sul secondo palo e il preludio al gol che arriva al 25esimo. Baez fornisce a Carretta un pallone che chiede solo di essere spinto in rete e lui fa tutto bene, firmando la doppietta di giornata e così si guadagna il titolo di bestia nera per i laziali. Lo scorso anno la sua rete permise al Cosenza di riacciuffare il pari. Io agli attaccanti chiedo un lavoro duro, un lavoro, io spesso sentite forse gli dico di lavorare, lavora perché devono lavorare per i compagni e poi i compagni devono lavorare per loro per mettere nelle migliori condizioni. Quindi io ho attaccanti che sprecano tante energie ma in senso positivo, le mettono a disposizione della squadra in non possesso, è normale che a volte possono perdere un po' di lucidità. Sono attaccanti molto verticali, attaccanti molto veloci e quindi può capitare a volte che magari si è meno lucidi, però per me sono i migliori della categoria. Oggi abbiamo fatto una buona partita, credo che il primo tempo così, il secondo a momenti abbiamo imbarcato acqua, potevamo prendere qualche gol in più,
Le seconde palle, i contrasti siamo stati un pochino più molli rispetto ad altre volte dove siamo stati molto forti, una caratteristica che abbiamo. Credo che questa squadra debba trovare, anche l'anno scorso, un po' più di continuità. Passiamo periodi che facciamo benissimo e poi dopo crolliamo, abbiamo questi passi falsi, questi momenti dove ricaliamo. Per me bisogna ricercare un po' un equilibrio che ci manca. Loro andavano davanti, hanno gamba di ripartenza, hanno trovato qualche spazio di troppo e perciò ci hanno allungato e ci hanno dato problemi. Guardi bene, ha fatto ci ha tenuto finché ha potuto, ha fatto quello che doveva fare. Stamani è riuscito. Nesta, corrucciato, abbastanza. Tommaso, tu insomma in sala stampa parecchie volte ti ho visto anche corrucciato come Nesta, però insomma un allenatore che dice queste cose. Da una parte Occhiuzzi, i miei attaccanti sono i migliori, ecco, vedi la differenza anche a livello mentale, a livello psicologico. Da una parte i miei giocatori sono i migliori, gli attaccanti attaccano la profondità, eccetera, eccetera. Dall'altra Nesta che dice potevamo beccare più dei 2 gol che abbiamo subito. Roberto anche nei momenti di difficoltà li ha sempre elogiati. Ecco, tutto lì la differenza. Perché ha un gruppo di ragazzi che stanno crescendo insieme a lui, perché non dimentichiamoci che nella partita con il Frosinone dal 3-4-1-2 poi a un certo punto della partita è passato anche a un 3-5-2 sì, con l'inserimento di Cone, ha tirato fuori Vera, fa tentare Corsi che a partita iniziata è sempre presente. Il secondo gol è venuto da un pressing alto, ultra offensivo da parte di Angelo Corsi, dove poi la palla è arrivata a Baz e da Baz è rifinita da Carretta. Per cui io dico che forse il problema più che nella partita, oltre che magari il Cosenza abbia dato fastidio alla grande al Frosinone, una partita preparata in maniera impeccabile, non li ha mai fatti giocare e non li ha mai fatti calciare in porta, tranne un paio di occasioni da fuori aria. Io dico che la differenza, lui secondo me, Nesta deve, siccome ci sono tanti galli in quel pollaio lì. Abbiamo 2 nazionali, per tutti Castanos del Cipro e ma Robin della Svezia. Perché un Dioniso, è stato anche capitano un Dioniso che sta fuori, magari è un po' più giocaciano, non è semplice Dionisi, gente che ha fatto la Serie A. Dionisi, non è semplice gestire uno spogliatoio del Frosinone. Oltretutto sono ragazzi che secondo me giocano anche senza allenatore, perché sono giocatori esperti. Si conferma quello che ho detto all'inizio, che poi i risultati modificano i giudizi. Non c'è dubbio, diceva Lidl che è la migliore medicina, guarisce pure i malanni più brutti la vittoria. Quando si vince è tutto più facile andare ad analizzare la partita. Diciamo che il Cosenza l'ha affrontata con la testa giusta questa partita, si è visto sin dall'inizio che era andata a Frosinone per giocarsela. Vedevi gli attaccanti, vedevi i centrocampisti, gli esterni a far prestare alto, anche lo stesso Vera, bittante dall'altra parte nella fase iniziale. È quel percorso di crescita di cui ha sempre parlato Roberto, per cui adesso si sta costruendo quest'altro step. Chiaramente non lasciamoci offuscare dalla vittoria, perché anche durante... ma qui si commentano le gare dire, perché singole. Siccome Roberto è troppo intelligente per non capire... Ma è uno che c'è sempre i piedi a terra. Per non capire, lui immagino che già la sera stessa o la notte sia andato a rivedere la partita conoscendolo. Ci sono state delle situazioni in cui tu o la potevi chiudere la partita e non ci sei riuscito, oppure hai commesso degli errori singoli dove si poteva magari come dire, buttare all'aria una buona prestazione, perché in questa Serie B, almeno dalle partite che abbiamo visto fino a questo momento, c'è grande equilibrio. Grandissimo. Non c'è poi questa netta differenza al di là dei punti tra una squadra che sta nella parte alta della classifica e chi sta in basso. Dovuto anche al fatto che gli allenatori oggi sono molto preparati, per cui si vanno a studiare gli avversari nel dettaglio, per cui ci sono questi piccoli episodi che poi ti possono fare la differenza e magari se alcuni errori avrebbero potuto compromettere la buona prestazione sarebbe stato un peccato, soltanto questo, ma siamo all'8ª giornata, per cui di tempo ancora ce n'è per
migliorare ulteriormente. Senti Stella, prima di andare in pubblicità mi scrivono una cosa solo a volo, mi chiedono la partita di Coppa Italia, la partita, anzi gliela diciamo dopo, ok, benissimo. Andiamo qualche secondo in pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Replay, allora Stella ci chiedevano da casa della partita di Coppa Italia, ne parleremo dopo, comunque anticipo che mercoledì il Cosenza giocherà a Parma e la partita può essere seguita su Rai Sport alle ore 14:30. Allora, leggiamo qualche messaggio, qualche domanda. Esatto. Può aspettare un attimo, vediamo se c'è Danilo. Pronto Danilo Pagni? Buonasera a tutti. Grazie Danilo per essere intervenuto. Un attimo che leggiamo qualche messaggio con Stella e poi ti diamo subito la parola. Sì, buonasera a tutti voi. Io credo che le nostre caratteristiche migliori siano la compattezza del gruppo e la grinta che ci tiene vivi fino all'ultimo minuto. Vi seguo sempre, buon lavoro e complimenti per la trasmissione. Per essere un grande allenatore non basta essere campione del mondo o chiuzzi come Giorgi, è unico. Ho visto un grande Cosenza venerdì contro il Frosinone, bravi ragazzi e mister Occhiuzzi, noi tifosi vi vogliamo sempre così, forza Lupi. Salve, un saluto ai vostri ospiti studi e complimenti ai calciatori del Cosenza per la bellissima vittoria. Poi vabbè, fanno una domanda, mi sapete dire dove si può vedere la partita di Coppa Italia? L'abbiamo appena detto. Rai Sport, 14:30 mercoledì. Ok, passiamo a Danilo? Passiamo Ciao, subito a Danilo. Salve. Grazie Ciao, per Danilo. aver accettato il nostro invito. Allora, abbiamo sentito prima Andrea Agostinelli, io con me in studio, so che sei in giro per lavoro appunto in Italia e c'ho Walter Leone della Gazzetta dello Sport e mister Tommaso Napoli, sono qui con noi in studio insieme a Stella Battaglia. Allora Danilo, cosa vogliamo dire di questo Cosenza, di questa prima vittoria e poi mi dici qualcosa anche sulla Regina, su questa sconfitta di ieri sera. Partiamo dal Cosenza. Il Cosenza, ho visto la partita, è una partita interpretata alla perfezione perché nonostante il Cosenza ha cercato di difendersi basso, con un blocco basso, cercando di creare la superiorità numerica, è riuscita a ripartire in modo roboante, non in modo travolgente. Nelle transizioni è stata fantastica, ma non solo con Garretta, anche con Baez, a volte anche con Sciaudone si è buttato dentro. Cioè veramente al di là dei demeriti di un Frosinone veramente appannato, penso che questo cambio di direzione sportiva con Guido, con Angelozzi, che l'anno scorso, se mettiamo l'orologio indietro di un anno, c'era grande contestazione nei confronti di Angelozzi, italiana Spezia, non dimentichiamoci, perché chi ha la memoria corta nel calcio e nella vita vale poco. Quindi erano state messe in discussione, come no, entrambi a Spezia. Ci sono state, andate a rivedere le immagini, ma detto ciò un Frosinone spento ma un grande Cosenza, hanno interpretato benissimo la partita, poi è riemerso un aspetto che ha fatto sì che il Cosenza compisse il miracolo, la compattezza, al gol, al secondo gol, il Cosenza addirittura poteva fare anche qualche gol in più, quindi è l'atteggiamento giusto, è la strada giusta, non bisogna adagiarsi, però il Cosenza e lo staff hanno dimostrato che all'appuntamento non mancano, perché qualora il Cosenza non avesse vinto parleremo di crisi, invece questa bella vittoria calza proprio a pennello. Calza a pennello. Danilo, dicevi di un Frosinone spento, quale reparto del Cosenza ti ha più impressionato, diciamo? Difesa, centrocampo o attacco? Il reparto hanno fatto benissimo la fase di non possesso, ma loro lavorano sempre con questo 3-4-1-2, 3-5-2, a volte si mettono 3-4-3, lo fanno spesso, però sono stati bravissimi nel ripartire, nei break, nella transizione, veramente bravi. Poi ho visto la Regina ieri. Che cosa ci puoi dire? Ma innanzitutto anche delle dichiarazioni del Presidente, sì, poi sentiremo Attilio Malena che era a Reggio Calabria, il Presidente che si è assunto tutte le responsabilità, non pensava che il campionato di Serie B fosse così equilibrato e difficile, mi assume le responsabilità, Toscana non si tocca, è un grande allenatore, però bisogna ripartire da Monza. Guarda, Gallo ci aveva abituato a delle dichiarazioni forti, focose, tipiche di un personaggio caloroso. È più di una volta che fa queste esternazioni, non so se è una strategia di comunicazione fine oppure
se lui veramente lo pensa. In ogni caso vi faccio i complimenti perché sta gestendo l'ultimo mese mediaticamente benissimo, come se fosse un presidente, come dire, esperto, molto esperto, quindi complimenti. La squadra è sicuramente al di sotto delle aspettative, però è una squadra che sta in partita, ha avuto la sfortuna di sbagliare 2 rigori di seguito le partite scorse, ora magari avrebbe qualche punto in più, sì. Ma la Serie B è dura, è difficile, poi fare troppi proclami in Serie B mi sembra... Cremonese d'oggi, la Cremonese sono 2 o 3 anni che è tra le squadre che spende più di tutti e non arriva neanche a metà classifica. Danilo, prima di dare la parola al collega Walter Leone della Gazzetta dello Sport, ci sono 2 allenatori che da qui a qualche ora potrebbero saltare. Uno è Tedino della Virtus Entella e l'altro è Bertotto dell'Ascoli. Sì. Hai notizie dell'ultima ora? Io ho sentito Tedino 4-5 giorni fa, così perché siamo amici e lui è uno tosto, però i risultati in questo momento non gli stanno dando una mano. Tra l'altro l'Entella è stata una grande occasione vista l'anno scorso l'annata a Teramo. Pare che Vivarini sia sull'uscio, mentre ad Ascoli ci sono troppe menti pensanti, secondo me. Ad Ascoli c'è troppa gente che dice la sua. Hanno sotto contratto Dionigi che l'anno scorso ha fatto un capolavoro subentrando, si è rilanciato alla grande, poi non so i motivi intimi che abbiano portato a questa interruzione brusca, no? Perché in genere dopo una grande remontata... È vero. Uno dovrebbe... Vediamo e seguiremo gli sviluppi. Walter Leone allora. Ciao Danilo. Ciao caro, un abbraccio. Un abbraccio anche a te. No, visto che tu sei uno che segue sempre con particolare attenzione i profili giovani, chi è che ti ha più impressionato in queste prime 8 partite della Serie B? Ma io l'anno scorso dissi Carnesecchi. Lo ricordo bene. Il portiere com'è? Io quando ho visto... Portiere dell'Atalanta era a Trapani, giusto? Sì, nazionale. Io quando ho visto segnare Mirko Carretta, Walter, mi devi credere, e tu mi conosci dai miei inizi, no? Ero contento come un cavallo. E ti spiego perché, non solo per il Cosenza, io sono veramente tifo Cosenza, perché Mirko Carretta l'ho preso dalla promozione, l'ho portato a Gallipoli, l'ho fatto esordire in un Perugia contro Sarri, Gallipoli-Perugia 3-0, fallisce il Gallipoli, il famoso della Serie B, va in Serie B a Matera, lo porto a parametro al Chievo, lo rivende a 198.000 euro per la metà Benevento. Per me vedere sto ragazzo segnare è veramente motivo di grande gioia. Per quanto riguarda i giovani, io aspetterei un altro po', perché il giovane lo valuti bene tecnicamente, ma lo valuti anche quando c'è il pubblico, perché giocare col pubblico capisci se la palla pesa o non pesa. Quindi vorrei un po' aspettare prima di fare, anche perché io mi voglio giocare bene i miei nomi. Danilo, senti, modus operandi scouting calcistico e vademecum dell'Osservatore, a cura di Danilo Pagni. Quando ce lo porterai in redazione qui a noi a Teleeuropa e quando lo presenteremo? Io spero, al di là della zona rossa, di poter venire a fare Natale in Calabria, la terra che tanto amo, sì, e di omaggiarvi di questo manuale che abbiamo venduto oltre 1200 copie. È un manuale molto semplice, non abbiamo la presunzione di insegnare nulla a nessuno, questo è soltanto un manuale che serve a chi si approccia a fare l'attività dello scout. Poi, dopo che io ho pubblicato questo manuale, Coverciano ha istituito la figura dell'osservatore professionista e ha fatto un libro con 10 professori, però vi assicuro che non mi sarei aspettato un exploit così importante di questo manuale. Però, ripeto, non ho la presunzione di voler insegnare niente a nessuno, anzi. Grazie Danilo per essere stato qui con noi. Quando sei giù in Calabria poi ciao Dani, a trovare. Infatti non ti volevo fare nessuna domanda, ma salutarti. Un abbraccio Danilo. Ti saluto sempre con affetto. Ciao. Anch'io. Ciao Danilo, allora, ciao. Stella, vediamo se c'è qualche domanda da parte tua, da parte dei nostri amici da casa, ce ne sono tantissime. Sì, vai certo, tu allora... con Tommaso, con Walter, dai.
Sì, no, ma io ho tante domande per loro, però vedi, la trasmissione dura così poco. Dura così poco perché il tempo vola. Certo, infatti. Allora, una domanda per Mister Napoli. Hai lavorato con il presidente Guarasso. Successivamente, negli anni, sembrava dovessi ritornare in panchina con il Cosenza, ma non se n'è fatto nulla. Mi sai dare una spiegazione? Ah, che bella domanda. No, c'è stato in una o due occasioni soltanto che in una ero sotto contratto con il Taranto. Nell'anno successivo, quando è arrivato, se non sbaglio, Roselli. Sì. Roselli ero uno dei nomi per andare in panchina nuovamente con il Cosenza, poi è saltato tutto e non so per quale motivo. Vabbè, questi sono motivi naturalmente di Non scelta lo so dirigenziale. perché ero stato attenzionato, dovevamo incontrarci e poi... E i matrimoni si fanno in due, insomma, dai. Vabbè. Ma ne capitano tanti, non è che... Vai Stella, per Sì, Walter c'è qualcosa? perdonami. Sì, Walter, perdonami. In partita è mancata nel primo tempo un po' di cattiveria sotto porta, non trovi? Più che cattiveria c'è stata forse un po' di imprecisione, però nel primo tempo sono capitate, se non ricordo male, le tiro due di Balui. occasioni di Sciaudone e il tiro dal limite di Balulì. Lì Balulì credo non potesse fare Infatti. meglio, forse Sciaudone nella seconda occasione, se magari avesse avuto un attimo Di lucidità, in più, poteva esatto. alzargliela la palla Fare uno e sarebbe stato un grande gol se fosse riuscito. Andiamo con le domande dei nostri Sì, telespettatori. vediamo un po'. Ciao Stella, una domanda per Mister Tommaso Napoli. Mister, il Cosenza può schierare questa formazione tra le mura amiche senza un attaccante di riferimento, oppure pensi possa schierarla solo in trasferta? No, ma per le caratteristiche dei giocatori che sono scesi in campo con il Ecco, Frosinone... spieghiamole dal punto di vista Sì, tecnico, Tommaso, ma sono non meglio di te, non no? è detto che metti un attaccante, una punta centrale, cosa che è capitato mi sembra con il Brescia, che era Borrelli. Borrelli, Sì, Borrelli. sì, sì. Non me ne voglio a Borrelli. Ma poi non è detto che giochi non è sempre una così, critica no? a Borrelli, voglio dire. Non è che si sia arrivato tante volte in porta. Io dico che la mentalità, come si è più volte detto anche in questa trasmissione, dove l'ha detto in telecronaca lo stesso Agostinelli, che è un bravo. un addetto ai lavori, un tecnico, perché è un allenatore. uno che ha giocato pure in che ha Serie A. giocato tanti anni a Allenato certi in A livelli, pure, voglio allenato dire, in A. e che lo ha ripetuto più volte. Alcune volte, io parlo da difensore, è più difficile È vero. marcare, avere il punto cioè è più facile avere un punto di riferimento che non avere nessun punto di riferimento, che ti arrivano un po' tipo stile Barcellona, se vogliamo usare il termine. Guarda, No, ma Tommaso, se tu- ci scrivono... Ne approfitto, scusa Franco, Prego, perché nell'occasione del secondo gol si trova Paez a destra, che invece gioca a E Carretta sinistra, al lato opposto. e Carretta che gioca a destra si trova sul lato opposto. Guarda caso. Ecco, non dai un punto di riferimento. Ma io penso che anche Tommaso, la stessa qui difesa del c'è una- Frosinone è andata in C'è una difficoltà. riflessione da fare, Certo. Tommaso, perché stavo guardando la formazione della Roma ieri che ha battuto il Parma per Parma, 3-0. sì. Non aveva un attaccante di riferimento, non c'era Dzeko. Il vice di Dzeko non è un attaccante, voglio dire, è una punta centrale. Senza se vi punti di ricordate, la riferimento ha Roma consegnato 3 gol al Parma. Se vi ricordate, la Roma del tecnico toscano, aiutami, Vabbè. c'era Perrotta. Ai tempi di... l'ex allenatore dell'Inter, Ex dai, allenatore l'amico di Walter. L'amico mio, sì. E via dicendo. Il filosofo Walter, il filosofo. Non aveva un punto di riferimento. Ciao Gianluca, un punto di riferimento. Questo è il bello della diretta, vedi? È detto Gianluca. Lo salutiamo tutti, Gianluca Pazzi. Spalletti, bravo. Spalletti, Aveva un centravanti Spalletti. vero e proprio, diciamo, però arrivavano tanti centrocampisti a rete, arrivavano le mezzali, gli esterni, arrivavano pure alla conclusione. E poi, come dicevo a microfoni spenti a Walter, se poi guardate un'immagine della partita, ci sono, come diceva circa un mese fa Roberto Chiuzzi, Sì? bisogna riempire l'area. L'area. E contro il Frosinone
c'erano 8 giocatori, 6 dentro Vediamo l'area, se Enzo Leonetti ci 6 trova dentro l'area e 2 qualche al limite dell'area. se ci trova qualche immagine della partita, dei gol, così la vediamo senza voce, dai, e la puoi commentare tu. La famosa densità in area avversaria. Nel primo tempo per cui c'era la voglia di voler ottenere questa vittoria. La famosa densità in area avversaria. Walter, perdonami, tante volte questo telespettatore sta scrivendo: gli ospiti non hanno risposto alla domanda che io ho fatto in precedenza, per cui riformula la domanda, poi siamo andati in pubblicità. A loro giudizio, Walter, quindi secondo il tuo giudizio, manca una punta centrale che si faccia valere in area sulle palle alte? Ma guarda, credo che la risposta l'abbia appena data Tommaso. Non è questione di punta centrale, ma è di interpretazione del gioco, cioè come stai lì, anche perché il Cosenza non è che poi tutti questi palloni alti arrivano in area di rigore, possono arrivare anche con il fraseggio, palle basse, come è successo a Frosinone. I 2 gol sono arrivati da 2 palloni bassi, per cui guarda, io mi convinco sempre di più che per quello che è l'idea di calcio che ha Occhiuzzi, meglio avere questi attaccanti che non danno punti di riferimento. E non è una questione di stazza fisica, perché ancora non abbiamo visto con continuità né Borrelli né Petre e né lo stesso Ghiozzi. Anzi, Ghiozzi forse qualche partita in più l'ha fatta. Ma se questi calciatori come caratteristiche riescono a interpretare al meglio quello che è il calcio di Occhiuzzi, potrebbero anche loro giocare. Io facciamo l'esempio di Lukaku, adesso facciamo proprio, cioè quello lì è un gigante pesante, è una persona fisicamente che dice no, quello è una punta centrale, invece no, il meglio di sé lo dà muovendosi su tutto il fronte d'attacco. Fa salire sulla squadra, da apripista, va a realizzare, non è che voglio dire. È di come si interpreta l'idea di calcio che dà l'allenatore. No, ma nello stesso tempo, ritornando, scusami, alla persona che ha fatto la domanda. Tommaso, qui ci sono molti movimenti, ci sono molti movimenti in entrata e in uscita a livello che può interpretare. Tommaso, a livello di allenatori, quale sei tu, ci sono tanti movimenti, perché arriva un'altra notizia che se dovesse saltare Bisoli contro la Salernitana della Cremonese potrebbe arrivare Moreno Longo. Quindi diamo subito un'altra notizia, così come la notizia dell'Ascoli. Hanno rifiutato sia Di Biagio che Baroni, hanno detto no al presidente Pulcinelli dell'Ascoli. Potrebbe essere richiamato Dionigi. Bertotto, ma Bertotto è sulla via di casa. Ad Ascoli, Bifulco c'è ancora, Giuseppe? Come direttore generale mi pare che fosse, no? Mi pare di sì, mi pare di sì. Allora Tommaso, perdonami, un telespettatore ci fa questa domanda, la pone a te. Tommaso, se fossi al posto di Occhiuzzi, punteresti su questo modulo, visto a Frosinone nelle prossime partite, che ricorda tanto il Napoli di Sarri, oppure ti affideresti comunque sempre al classico centroavanti d'aria? No, a me piace tantissimo questo gioco di tutti i fraseggi palla a terra, anche perché ti posso garantire una palla che viaggia in aria ci vuole più tempo e la puoi leggere con una facilità unica. Una palla messa a rasoterra dietro le spalle è più difficile per un difensore intercettarla. Io preferisco più tutto gioco di fraseggi palla a terra. Poi si può arrivare anche dalle fasce al cross, perché giocando con un 3-4-1-2 oppure come nel secondo tempo un 3-5-2 ci sono i quarti o i quinti di centrocampo che sono corsi, che siano Bittante, che è lo stesso Vera ha messo 2 palle importanti, non migliorato molto Vera, non a mezza altezza ma un po' più alti, poteva andarla a chiudere sul secondo palo. Poi io dico sempre che i palloni più difficili per un difensore ma bene per un attaccante sono quei palloni che vengono aggrediti sul primo palo. Sul primo palo sono sempre quelli più difficili. I più difficili. Sul primo palo avevamo un grande attaccante. Tommaso, scusami, vi saluta Elio Principato. Sì. Saluto Elio anche io che mi ha scritto. Ah sì, ma a te ti scrivono tutti, ti scrivono perciò va bene. Dei giocatori della Roma, la scrivono tutti a lei la scrivono tutti. No, lasciamo stare, perché lunedì scorso appunto mi aveva chiesto di salutarlo in diretta. Ti saluto Elio. Allora, zio Elio dice, lo salutiamo, voglio ricordare a Tommaso Napoli e a Leone che saluto, che siamo andati in Serie B senza punta centrale, con Ocherè che Tutino, c'era pure Baclè. Basta
può cambiare la formazione ogni settimana. Mi pare che Baclé entrava sempre a partita in corsa. È vero. No, sulla storia del primo palo mi viene in mente, ma anche il nostro Riviere lo scorso anno sul primo palo. Anche Asensio era bravo. Asensio si è infortunato col Pescara. Asensio si è infortunato di nuovo, sì, ho visto. Non sempre, ripeto, per cui poi se entra Ghiozzi, se entra qualche altro tipo di struttura di attaccante. Vabbè, ma c'è Petre, che come diceva Trinchera la settimana scorsa, c'è Petre che piano piano insomma sta poi acquisendo anche il discorso della lingua italiana, così ha detto Trinchera, e quindi anche, come dire, i temi tecnico-tattici di Occhiuzzi. C'è Borrelli che è un ragazzo che insomma l'anno scorso ha giocato un po' di partite col Pescara, c'è anche Ghiozzi, come dicevi tu, che si è ripreso dopo un periodo purtroppo non felice per lui dal punto di vista della salute, e adesso piano piano... Io ho visto anche, perché lo sto seguendo un po' dall'inizio, anche la crescita del ragazzo di Vera. E infatti adesso ce l'hanno... Sacco come l'hai visto quando è entrato? Allora, Sacco a me piace. C'ha dei numeri buoni. Lo sai perché piace? Perché ha gamba. Riesce a arrivare da 40-50 metri con una facilità unica, per cui pure se lo metti anche dietro, io non lo so se lo interpretano da una mezzala. Secondo me più te. Partendo da dietro, il giocatore secondo me è un altro che non dà punti di riferimento. Esatto, è un giovane, per carità, bisogna dargli anche tutto il tempo per maturare e crescere, però a me non dispiace, e ti dico che era tra quelli, quando ha giocato a Reggio Calabria, se non ricordo male, che poi è stato sostituito per il fattore della squalifica per l'espulsione di Tiritiello, se non ricordo male, che non mi era dispiaciuto, ragazzi. Ma pure c'è da valutare o no, Walter? Sì, perché adesso si è ripreso dopo un infortunio muscolare, quindi... Ha giocato pochissimo, per cui adesso c'è anche l'opportunità della Coppa Italia. C'è Petrucci, Vi interrompiamo un attimo per andare in pubblicità, vi lasciamo qualche secondo, non cambiate canale. Ok, allora terza ed ultima parte, si parlava a microfoni spenti della situazione tecnico-tattica, di Elio Principato che faceva riferimento a qualche rettore, eccetera. Catanzaro, non Catanzaro, poi tratteremo, caro Elio, anche il Catanzaro che insomma ha vinto ieri per 2-1. Insomma, sta risalendo la classifica, mentre la Vibonese ha perso per 2-0 contro il Monopoli. Anche se non meritava. Catanzaro 2-1 contro la Cavese. Allora, se mi chiamate Attilio Malena, così introduciamo anche il discorso Crotone, la regina, ecco la regina, perché arrivano tanti messaggi anche da Reggio Calabria. Il Pisa in 7 minuti ribalta la regina ieri. Esattamente, Stella, esattamente. Vediamo se Anna Franchino ci ha confezionato gli highlights, li andiamo praticamente a vedere, vediamo quello che è successo al Granillo ieri sera tra Regina 1, Pisa 2. Grazie. La Regina sconfitta e rimonta dal Pisa nella gara disputata in notturna al Granillo. La squadra di Toscano incappa nel terzo stop di fila e senza aver mai convinto. Dalle prime battute iniziali la formazione di D'Angelo prova a pungere e a rendersi pericolosa in area Amaranto, ma sono i padroni di casa a sbloccare il risultato con Situm che va solo in contropiede e al 22esimo beffa Perilli. Il primo tempo si chiude con i calabresi in vantaggio, ma poi nella ripresa succede tutto e di più. Prima Kriseting si becca il secondo giallo, quindi è costretto a lasciare la sua squadra in inferiorità numerica, e poi i toscani nel finale prima pareggiano con Masucci e poi nell'extra time firmano il sorpasso con la rete di Sibilli. A fine gara il patron Luca Gallo si presenta in sala stampa e conferma la fiducia a Mimmo Toscano e si prende le responsabilità per aver parlato ad inizio stagione di obiettivi d'alta classifica. Poi ha detto anche di aver parlato con il gruppo e che ha deciso di non mandare in ritiro la squadra. La squadra dunque non andrà in ritiro, così il presidente Gallo ieri sera in conferenza stampa al Granillo si è presentato lui. Walter, visto che ha detto le responsabilità sono mie, non pensavo che il campionato di Serie B fosse così equilibrato e tanto difficile. Toscano non si tocca, per carità di Dio, insomma Mimmo, voglio dire, l'hanno voluto a tutti i costi, gli hanno fatto un contratto biennale eccetera, e quindi insomma diamogli un po' di fiducia, no? Adesso c'è Monza, bisognerà vedere poi quello che succede. Poi c'è da dire che non finiscono mai in 11, la regina mai in 11. Questo già è un dato di fatto che
non va bene per un allenatore che si ritrova a giocare sempre le partite in 10. Walter, come inquadri tu la situazione? Guarda, Regina? la situazione è il calcio Tu lo conosci, Mimmo? Tu eri all'ufficio stampa, addetto stampa nel Cosenza. Allora, io sarei di parte con Mimmo, e per cui... È meglio guarda, ti astieni? quando no, ti vuoi no, astenere? non mi astengo, per l'amor del cielo. È chiaro che nel calcio, per quanto siano... quanto siano molte volte indigesti, ci sono anche i numeri, e i numeri oggi dicono che è la terza sconfitta consecutiva, ha vinto soltanto una partita. La quarta con la Coppa Italia. In campionato mi riferisco ovviamente. La Regina era partita con ambizione. Oggi è troppo facile per il Presidente rimangiarsi quello che aveva detto, però se uno va a vedere quello che era stata costruita come squadra, era normale che si accendesse l'entusiasmo a Reggio Calabria. Adesso arriva il momento di riuscire ad avere la capacità di gestire un momento così difficile. Io non avevo letto una notizia che si diceva che se avesse perso esoneravano Toscano. L'ho appresa perché la Regina ha fatto un comunicato stampa dove dice non è vero. Allora, per quanto ne sappia io, una smentita è una notizia data due volte. Io sono l'esempio, perché io non sapevo nulla di questa cosa e invece poi l'abbiamo appresa con il comunicato stampa fatto dalla società. Questo è il momento in cui la compattezza... Abbiamo la telefonata di Attilio Malena? Ok, allora vediamo un attimo, Stella, se c'è il nostro Attilio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, ben trovati a tutti. Ah, ciao, eccolo qua Attilio, finalmente, via Skype, è un'altra cosa. Come stai, Attilio? Tutto a posto, sì? Tutto bene, tutto bene. Allora, tu che hai seguito ieri la Regina, ma che sta succedendo in casa Regina? Abbiamo parlato anche delle dichiarazioni del Presidente Gallo, e grazie ad Anna Franchino che ha confezionato gli highlights. Dici qualcosina. Secondo te, Attilio, un calo di concentrazione o cosa manca alla squadra? Ma ascoltavo con molta attenzione il discorso molto pertinente di Walter, poi alla fine il capo ispettorio ci insegna per Tommaso Napoli Studio, sempre l'allenatore, però ci sono diversi aspetti che in questo momento non convincono della formazione di Mimmo Toscano, partendo da un atteggiamento che nel secondo tempo non ha convinto. Sicuramente Mimmo Toscano non può contare su tutti gli elementi a sua disposizione, non abbiamo visto mai Lafferty, non abbiamo visto Fatino, non abbiamo visto al 100% di Chiara, si sta integrando Citum, Jeremy Menezza corrente troppo alternata, e dall'altra parte in particolare nella sfida di ieri un arbitraggio direi non all'altezza, una serie di motivazioni che portano di fatto ad una Regina in crisi. Ripeto, per come si era messa la partita ci aspettava un approccio diverso, soprattutto nel secondo tempo, e un calciatore leader come Chris Edin, quando successivamente viene beccato e espulso in un episodio così importante, fa capire che probabilmente la squadra non è sempre al 100%. Urge invertire la rotta, anche perché gli obiettivi erano diametralmente opposti. Ieri sera c'è stato un colloquio nel dopopartita tra il DS Taibbi e Mimmo Toscano. Cosa è venuto fuori? Ma credo che l'analisi che ha fatto il Presidente Gallo ieri nel dopopartita sia stata un'analisi lucida, razionale, dal mio punto di vista giusta. In determinati momenti credo se ne possa venire fuori solamente facendo gruppo, senza farsi prendere dalle ansie e dal nervosismo. L'asticella è sempre stata alta, l'ambizione del Presidente Gallo non la scopriamo certamente noi, però è un momento che la Regina deve affrontare con la maggiore serenità possibile, per poi arrivare a gennaio in attesa dei correttivi che la società sicuramente farà. Il Presidente Gallo non ha mai lesinato investimenti per rinforzare la rosa a disposizione di Mimmo Toscano, però ripeto, evidentemente qualcosa non va, ed è una formazione che non rispecchia il furore agonistico che ha contraddistinto sempre le formazioni di Toscano, ma soprattutto la Regina di Mimmo Toscano nella scorsa stagione e in questo primo scorcio di campionato. Attilio, veniamo dalle parti tue. Qualcuno dice se Atene piange, Sparta non ride certamente. Il Crotone ha perso in casa per 2-0, una partita che a mio modesto avviso non doveva neppure disputarsi. Per quello che è successo a Crotone siamo vicini come redazione di Teleeuropa appunto alla popolazione di Crotone, colpita da questa alluvione, questa grande tregenda. E allora 2-0 con gol della Lazio, per la Lazio da parte di Immobile e di Correa, 8 partite, caro Attilio, 6 sconfitte, 2 pareggi contro le piemontesi, contro la Juve prima e il Toro dopo. Il bilancio piange, la classifica inizia anche a spaventare, premesso che il Crotone
anche contro la Lazio in un terreno di gioco disastroso ha cercato di imporre il proprio ritmo, però ad un certo punto, quando il tuo obiettivo è quello di raggiungere la salvezza senza rischiare più di tanto, iniziano a diventare pesanti, li porti a casa e non giochi. Io credo che il Crotone in questo momento debba fare colpa soprattutto per la mancata concentrazione nei momenti decisivi della gara. Ciò anche in questo momento è l'esperienza a questa squadra. Il Crotone ogni volta che subisce gol e va in svantaggio si scioglie come neve al sole. È successo contro la Lazio, ma è successo in tante altre occasioni. È una squadra che deve mantenere la barra dritta, ma probabilmente mancano quei uomini di esperienza in grado di poter portare tranquillità ad una squadra che, ripeto, gioca sempre la sua partita, ma non ha difficoltà, va tutto in difficoltà, e la classifica rispecchia purtroppo quello che il Crotone non ha mostrato in questo primo scorcio di campionato. Attilio, prima di lasciarti, l'abbiamo parlato anche con Agostinelli e con Danilo Pagni, c'è un po' di movimento su alcune panchine della Serie B, mi riferisco all'Ascoli, alla Virtus Entella, con Tedino sì, Tedino fuori, e c'è qualche altro movimento anche a Cremona, bisognerà aspettare poi il risultato tra Salernitana e Cremona, potrebbe saltare Bisoli, si parla anche di Moreno Longo, perché ricordiamo a tutti gli amici che ci seguono da casa che la Cremonese ha ingaggiato un grande direttore sportivo generale come Braida. E quando ingaggi la storia del calcio italiano come Arielo Braida non porti obiettivi ambiziosi. Per la Cremonese io aspetterei ancora, prima di giudicare Bisoli a rischio. Per la Virtus Entella, da quanto ci risulta per il momento, a Tedino sarebbe ulteriormente concesso una nuova chance, mentre a Napoli lo scenario sarebbe pressoché battezzato, con Bertotto sempre più a rischio e l'Ascoli, da quanto risulta, avrebbe già scelto il suo sostituto, l'identikit Federico Poppitelli, ex tecnico della Primavera di Roma e Frosinone. Si iniziano a muovere dei tasselli in Serie B per formazioni che non hanno rispettato le attese. Grazie Attilio, sperando naturalmente di averti con noi qui in presenza, grazie per il tuo intervento. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie, ciao Attilio, ciao. E allora Walter, c'è un po' di movimento, Sì. Ma come fa Tommaso, tu sei stato calciatore, sei stato allenatore, io mi metto nei panni di Tedino, gli diamo una settimana di tempo. Mi metto, vabbè, ad Ascoli credo che Ascoli c'è grande confusione. Sì, ad Ascoli è confusione organizzata perché... Ma mi sembra che vinceva pure 1-0, se non sbaglio, era pure passato in vantaggio. Vinceva 1-0 Lentella, poi l'Ascoli in 9 alla fine ha pareggiato con una papera del portiere. La papera del portiere, sì. Cioè, quindi, quando sono queste situazioni, mettere in discussione l'allenatore mi sembra un po'... Ad Ascoli poi non si capisce chi dovrà decidere, chi dovrà scegliere l'allenatore, per cui la vedo dura. Certo, la Cremonese, facevo un riferimento prima a Danilo molto importante, credo che sia una delle società... Danilo Pagni, credo che sia una delle società che abbia speso di più negli ultimi 3 anni, come investimento e come squadra. Oggi si ritrova ad essere ultima in classifica, chiaramente adesso ha da qui all'8 dicembre che recupera la partita non giocata con il Brescia, da stasera con la Salernitana giocherà 4 partite dove o dà una scossa a Bisoli oppure poi sono i numeri che costringono a prendere delle decisioni. Sì, un messaggio da parte di un telespettatore: buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione. Fino ad adesso un bel Cosenza che gioca con idee e organizzazione grazie al magnifico lavoro di mister Occhiuzzi. Per quello che si è prodotto finora manca qualche punticino in classifica. La gara con la Salernitana, che è una compagine informissima e che veleggia nelle zone altissime della classifica. Potrebbe indicarci dove i lupi potranno arrivare? A chi la pongo? Salutiamo Massimo Dianesalvi, questo è il nostro affezionato telespettatore. Grazie Massimo. Allora Tommaso, secondo te Tommaso? Rispondere? Ma io dico... Walter poc'anzi diceva una settimana ridiamo, una settimana si piange. No, io dico che se loro rimangono fermi... Viene alle mie parole di Atene Sparta. No, nel senso che è un campionato della Serie B, è un campionato difficilissimo. E come hai visto ci sono anche delle partite che che segue sempre in tutti 5 gli anticipi. minuti, soprattutto Agostinelli lo ha puntualizzato Walter, ci ho giocato tanti campionati io, per cui lo so, basta pochi minuti che ti ritrovi vincente per 1-0 e ti ribaltano la partita. Se è quella la mentalità e la crescita che stanno ottenendo questi ragazzi insieme a tutto lo staff tecnico,
e giocano con quella mentalità, sono poche le partite che possono perdere d'ora in avanti. Allora, Stella, se Enzo Leonetti alla regia è pronto, ci chiedono pure di sapere i risultati della Serie C, glieli diamo subito con la relativa classifica generale. Possiamo partire con risultati Enzo Leonetti della Serie C con la classifica. Vai Stella. Sì, Casertana Bari 0-2, Catania Turris 0-0, Catanzaro Cavese 2-1, Foggia Francavilla 1-1, Juve Stabia Viterbese 2-0, Monopoli Vibonese 2-0, Paganese Bisceglie 1-1, Potenza Avellino rinviata, Ternana Teramo 3-0. E l'Avellino quasi tutte rinfiate, ha 4 partite in meno rispetto alla capolista. Potrebbe essere, diciamo, dalle parti della Ternana. A 3 punti, se le vincesse tutte sarebbe a 3 punti. Perché abbiamo visto che perché gli passa 15 punti la Ternana. C'ha 7 punti di vantaggio Carastella sul Bari e sul Teramo. Ieri ha battuto il Teramo la Ternana per 3-0. Ma ha una partita in più. Il nostro amico Lucarelli, Tommaso Lucarelli è a Terni quest'anno. Quest'anno sta facendo qualcosa di veramente importante. È partito con il piede giusto, sto discorso qui che un po' danneggia il fattore che, come ha detto Walter, l'Avellino deve recuperare non so quante partite. 4. Il Bisceglie che è ritornato a rigiocare ieri dopo un mese di stop, era partita in ritardo, che è stata ripescata nuovamente in Serie C. Dopodiché si ritrova a giocare 3-4 partite di seguito e poi per un mese di nuovo stop totale. Stella, c'è la classifica generale della Serie C? Sì, certo. Allora, abbiamo la classifica generale della Serie C. Al comando troviamo Ternana con 30 punti, a seguire Bari e Teramo 23, Catanzaro 19, Turris e Juve Stabia 17, Avellino 15, Foggia 14, Catania 13, Vibonese, Monopoli, Palermo 12 punti, Paganese 11, Francavilla 10, Potenza 9, Bisceglie 8, Viterbese 7, Casertana 6, chiude la classifica Cavese con anche il Palermo deve recuperare. Partito maluccio per il tuo Palermo, Sì, no. Partito maluccio con no, per carità di Dio, voglio dire, non me ne guarderei bene, voglio dire, però anche loro sono partiti, sono fermati. Sì, ma è un campionato un po' sui generis, anomalo. Chiaramente la Ternana oggi sta sfruttando il fatto di aver avuto continuità. 8 vittorie consecutive, se non tutti nella per la squadra. La Ternana è una grande squadra, però quante grandi squadre abbiamo visto. Catanzaro si sta avvicinando al quarto posto con queste 2 vittorie, 3 vittorie consecutive. Quante grandi squadre abbiamo visto la anche in Serie C. Vibonese ha avuto problemi col Covid, ieri ha ripreso. Ma questo va inevitabilmente a condizionare il campionato. Che ti fermi, riprendi. Ti fermi, riprendi, poi paradossalmente... Non è semplice. Anche un allenatore e uno staff che deve lavorare non è semplice. Tommaso, l'amico Mariano ci scrive, lo salutiamo Mariano, Andrea Agostinelli ha tessuto le lodi di Idda, del difensore centrale del Cosenza. Tu che sei stato un grande difensore ai tempi belli della Serie B degli anni 90, cosa pensi di Idda? Allora, se tu ti ricordi la prima volta che tu mi hai invitato qui in trasmissione... Questo è Mariano, salutiamo sì, Mariano. Che tu mi hai invitato in trasmissione, io ho proprio parlato di Idda in maniera proprio impeccabile, perché lo si trovava a giocare con i 4, uno dei 2 centrali, se giocavano a 3 ero il centro-destra o il centro di sinistra, diciamo braccetto di destra o braccetto di sinistra. La cosa che mi ha colpito in maniera positiva, e l'ho detto anche l'altra volta, nel ruolo di, diciamo, centrale nei tre, dove ha una lettura pazzesca. E se migliora, perché ce li ha nelle corde, anche l'uscita bassa, l'uscita da dietro, con giocate sicure al 100%, io dico che può essere una sorpresa per la stagione 2020. Walter, un altro amico tifosissimo del Cosenza, Filippo Tullo, ci chiede come mai Petrucci, se ci dite le condizioni di Petrucci. Allora, su Petrucci io so che si porta dietro un problema osseo all'anca da quando era all'Ascoli, pare che sia adesso recuperato, si è aggregato ieri alla squadra, per cui credo che qualche minuto glielo darà in Coppa Italia, perché quando ti aggreghi non è che dopo 2 o 3 giorni puoi giocare titolare. Stella, vogliamo andare a poi scusa Franco, volevo aggiungere una cosa su Idda, perché mi sento un po'... come dire, su Idda, io sono stato uno di quelli che nella fase iniziale del campionato sono rimasto
piacevolmente colpito dalle prestazioni di Idda. Però poi quando noi giornalisti andiamo a dare le valutazioni, si valutano anche determinati interventi, gli errori, perché forse nell'uscita, non con la palla al piede, ma proprio nell'uscita ha commesso un errore grossolano, quello quando ha mandato Maiello, no, anche con il Frosinone. Ci sono degli vabbè, quindi ma in una gara voglio chiaro dire, che però magari, si vedono i margini di miglioramento. Però questo non significa che il giocatore, perché anche gli attaccanti capita che fanno delle prestazioni. Carretta stesso, dai, diciamoci la verità, se non avesse segnato i 2 gol ed è giusto che si esaltino i 2 gol segnati, però fino a quel momento era uno di quei calciatori che ti aveva però rispetto a Brescia, rispetto a qualche altra partita si vedeva che era in pausa. Non gli arrivavano magari la giocata perché vivono delle giocate. Era lì, ma se non fosse stato come dici tu, non si sarebbe fatto trovare pronto nelle 2 circostanze. Però ritornando, quando io parlo di uscita bassa, sbagliano in Serie A. Tommaso, che poi mi devi spiegare che così 30 secondi poi sul finire il perché tutti gli allenatori dall'A alla B alla C vogliono partire tutti dal portiere, che il portiere vende il vecchio libero e così via. Poi me lo dici. Sai perché? Perché dobbiamo andare a fare vedere con Stella il prossimo turno della Serie B, ricordando che il Cosenza comunque giocherà mercoledì in Coppa Italia su Rai Sport ore 14:30, stadio Tardini di Parma. Allora Stella, andiamo subito col prossimo troveremo turno. in campo il prossimo turno in Serie B: Brescia-Frosinone, Chievo-Lecce, Cosenza-Salernitana, Empoli-Vicenza, Monza-Regina, Pescara-Pordenone, Pisa-Cittadella, Reggiana-Cremonese, Venezia-Ascoli, Virtus-Entella, Spal. E allora, che cosa vogliamo dire? Cosenza-Salernitana domenica sera prossima alle ore 21. Bella partita. Bella partita, sì. Intanto vediamo cosa succede stasera. Vabbè, insomma, diciamo che la Salernitana, sulla carta, però io ti dico che non è così scontato che la Salernitana riesca a vincere facile con la Cremonese. Chiaramente stasera si gioca una grande opportunità, perché vincendo va prima in classifica, per cui arriverebbe a Cosenza da capolista, e capisci bene che se ci fosse stato il pubblico ci saremmo divertiti, perché Cosenza-Salernitana rimane sempre una di quelle partite più attese dalla nostra tifoseria. La Salernitana è un'altra di quelle squadre costruite per vincere il campionato, non ci sono. E poi c'è Monza-Regina sabato alle ore 16, un'altra partita importante. Ma ritornando anche al discorso, ci sono 2 allenatori che sono un po' sono simili, perché Castori è nel senso buono della parola è un cagnaccio. Besoli però si è riconvertito è un altro per cui giocheranno molto si è riconvertito al 4-4-2 Castori adesso, ha abbandonato il suo 3-4-3-3-5-2. Sì, ma perché poi là Castori si è dovuto, perché ha voluto tenere Casasola perché gliel'hanno imposto. È arrivato, come si chiama, l'esterno che era a Bari, che l'ha voluto lui fortemente perché l'aveva avuto a Trapani, e per farli giocare tutti e 2 uno lo mette davanti e l'altro dietro, anche se io sono convinto che Casasola, e lo ha dimostrato lo scorso anno, il meglio lo dà da qui. Tommaso, a te la chiusura. E nella chiusura ti dico, e aggiungo anche, non è segno di debolezza oppure di stupidità non correggere in corsa il tiro, ok, capito Franco? Per cui Castori è intelligente, se gli porta risultati anche cambiare modulo. E vedremo quello che succederà tra Cremonese e Salernitana, e poi il prossimo turno, dicevamo, Monza-Regina sabato alle ore 16 e Cosenza-Salernitana domenica in posticipo alle ore 21. Stella, è tutto per oggi, hai visto? È volato via il tempo. È tutto per oggi. Grazie. Ringraziamo il coordinatore della trasmissione, i nostri ospiti studio, per aver accettato il nostro invito, Walter Leone e Tommaso Napoli. Grazie a voi. E con tutti voi ci rivediamo in replica questa sera alle ore 23, poi invece in diretta lunedì 30 novembre ore 15, Teleeuropa Network, canale 10 del digitale terrestre. Grazie per averci seguito. Arrivederci.